Con la storia dell'arresto dei secessionisti si parla molto di Veneto, del nord-est e del malessere di queste terre. A parte il discorso che questi secessionisti mi sembrano più dei buontemponi, dei burloni che dei pericolosi terroristi, però deciderà la giustizia. Attenderemo notizie più serie, più interessanti su questo per capire meglio. Ma questo malessere c'è, certo. Dal 2007 al 2013 il Veneto ha avuto un calo del PIL praticamente più alto di quello nazionale. Non succede di solito, il Veneto va controcorrente, il Veneto è un salmone, il Veneto supera la crisi di solito meglio che il resto d'Italia. Questa volta però è stato così, è cresciuta la disoccupazione, 171.000 disoccupati, è arrivata al 7,6 e partiva nel 2007 dal 3,3. Abbiamo avuto anche un calo delle imprese, il saldo tra le cessate e le nate è praticamente di meno 10.000. Dal 2009 al 2013 abbiamo avuto praticamente una settantina di suicidi. Non voglio calcare la mano su questo, ma pure devo dire che la disoccupazione nel Veneto è sempre la metà di quella della media nazionale e soprattutto che in questi anni, nonostante le difficoltà, ha continuato ad esportare, tanto che il saldo della bilancia commerciale è attivo. Nel 2013 è stato attivo di qualcosa come 15 miliardi e 3. Se consideriamo questo aspetto, cioè che è esportato in paesi extra UE, dove praticamente abbiamo un dollaro debole e un euro forte, beh, c'è almeno da sperare. C'è malessere, ma ci sono tutti i presupposti per la crescita.